A casa di Margherita Ceschina a Conegliano il 23 giugno di 2 anni fa, Luciano Joel Lorenzo c'era, lo ha ammesso lui stesso in quella che è di fatto la prima confessione da parte di uno degli indagati per l'omicidio della 72enne picchiata e soffocata nel suo appartamento. Un interrogatorio di 10 ore, quello a cui si è sottoposto Joel Lorenzo, 25 anni, estradato in Italia solamente il 26 gennaio, vale a dire a processo già iniziato per i 5 imputati. Un primo procedimento a carico di Enzo Lorenzone, ex marito della Ceschina, è considerato il mandante del delitto, di Sergio Lorenzo, fratello di Joel, e di Juan Maria Guzman, che avrebbe avuto un ruolo da mediatore. Un secondo vede invece imputati Candy Maria Rodriguez e José Matteo Garcia, rispettivamente mediatrice e presunto esecutore materiale del delitto. I due processi sono stati riuniti perché, come ha detto il presidente della Corte d'Assise, Iuri De Biasi, evidentemente connessi, e in essi entra a sorpresa la confessione del giovane domenicano, che conferma di essere stato tra i 3 che si recarono a casa della Ceschin, ma dalla porta, così ha riferito, entrò solo Garcia, mentre i 2 fratelli Lorenzo rimasero all'esterno, uno sull'uscio, l'altro all'esterno della recinzione. Sicuramente un atto di indagine che per la Procura costituisce sicuramente un punto di partenza importante, però bisognerà vedere se verrà poi confermata le dichiarazioni nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale. Se dunque le ammissioni di Joel e la chiamata in correità dei 2 complici avvalorano le tesi dell'accusa, anche la difesa incassa dall'interrogatorio un punto a favore. Ha dichiarato lo Joel che lui e il fratello rimasero molto sorpresi dall'aver acquisito la notizia della morte della signora Ceschin. Questo significa evidentemente che, quantomeno da parte dei due, non c'era nessuna volontà omicidiaria, e quindi, se fossero confermate tutte le circostanze ipotizzate dalla Procura, potrebbe trattarsi di un reato diverso da quello di un omicidio volontario. Qualcosa è andato storto, aveva dichiarato ai complici dopo la morte della Ceschin Sergio Lorenzo. Stessa sorpresa dunque da parte di Joel, che al pubblico ministero Michele Permunian ha dichiarato di aver saputo che sarebbe andato a delinquere, ma di aver pensato si trattasse di questioni di droga e non certo di un omicidio. La Corte ha calendarizzato un'udienza ogni 15 giorni da qui a luglio. Aver riunito i processi renderà più fluidi i lavori. Chiaro che per fare luce su una vicenda così complessa è necessario avere una visione unitaria ed insieme di tutti gli atti di indagine.